Signore e signori, buonasera. Buon sabato 24 gennaio 2016. Siamo in diretta dal Palavacari di Montecchio Precalcino per trasmettervi sul canale Skate Italia il turno 8 del campionato nazionale Serie A2 Girone A fra la squadra di casa Montecchio Precalcino contro Montebello. Ok, Montebello. Quindi le formazioni sono già in pista, si stanno mettendo d'accordo con il direttore di gara, il signor Matteo Fermi, per dare inizio a questa gara. Noi diamo le formazioni, vediamo le due formazioni, iniziando dal Montebello. C'è anche lo speaker qui del palazzetto che sta agitando i giocatori in pista. E allora, partiamo dagli arbitri, Matteo Fermi e Stefano Barbolan, che saranno i due direttori di gara. Ma per il Montebello 57 Geoffrey Alessandro, con numero 7 Bolla Simone, Del Sale Alessandro 45, Michael Nardi 17, 44 Rossi Riccardo, col 19 Cinquini Ernest, col 12 Gonzato Alessandro, col numero 1 Gardellin Mirko, col 58 Ciudela Gabriel e col 97 Tamburi Degui Juan, allenatore il signor Oscar Oviedo. Ma adesso squadra di casa Montecchio Precalcino. Ok, numero 8 Zanini Davide capitano, numero 77 Tiella Filippo, numero 73 Andrea Dalla Valle, col numero 6 Thomas Crovatore, numero 9 Nicola Pozzo, Matteo Loguercio, numero 7, numero 23 Riccardo Toniazzo, 53 Stefano Dal Santo, 64 Riccardo Pozzato e col numero 10 Adria Catala. Questa formazione del hockey Montecchio Precalcino, allenatore il signor Martin Ginestar. E allora è tutto pronto. Ecco anche la presentazione delle formazioni del nostro graditissimo speaker in pista, e noi, grazie al coordinamento tecnico affidato a Davide Meneghello e con il contributo di Carlo Dalla Valle e Sebastiano Baldissera, siamo in attesa, siamo pronti a trasmettervi, a commentarvi questo scontro molto importante, questo derby molto importante. Allora, le formazioni sono attualmente in classifica al settimo posto il Montecchio Precalcino con 8 punti e al nono posto il Montebello con 4 punti, quindi hanno bisogno entrambe di racimolare punti per il campionato. Importantissimi questi punti per le due formazioni. Logicamente la squadra di casa ha estrema necessità, ma anche ha da sfruttare il fattore campo per potersi recuperare questi punti. E allora vediamo i quintetti di partenza, non resta altro che elencarli. Il Montecchio Precalcino è già pronto, vediamo Adria Català col numero 10 piazzato proprio davanti alla propria porta, poi Davide Zanini il capitano, Matteo Loguercio, Stefano Dal Santo e Nicola Pozzo. Questi già il quintetto di partenza dell'hockey Montecchio Precalcino, già pronto in tenuta bianco-verde alla destra dei vostri schermi. Partirà la squadra ospite che schiera col numero 17 Nardi Michael in porta, poi col 58 Ciudela Gabriel, Ernest Cinquini, Rossi Riccardo e col numero 7 Bolla Simone. Questa formazione del presidente, che anche lui è schierato in panchina, presidente Iselle. Presidente Toniazzo l'abbiamo visto prima aggirarsi ai bordi. È tutto pronto, aspettiamo l'inizio del signor Fermi. Eccolo, parte il Montebello, giù appunto, via il cronometro, tiro di Cinquini, ferma subito Nicola Pozzo, e già il Montecchio Precalcino è già in avanti. Primo fallo di squadra, Rossi un po' troppo attivo nel placaggio del capitano di casa.
non in maniera regolare. Matteo Fermi si fa sentire immediatamente. Come abbiamo detto, formazioni importante, prendere punti per entrambe le formazioni, sfruttare il fattore campo da parte del Montecchio Precalcino. Attenzione, giocata fra Zanini e Lo Guercio, per un nulla non sono riusciti ad andare a conclusione, quindi ancora possesso per il Montecchio Precalcino. Tiro di Stefano Del Santo, ferma la difesa davanti al portiere Nardi, quindi nulla da fare. Bomba di Ciudela, para Zanini, gli fa male ma con il corpo è riuscito a chiudere. Adesso ancora il Montebello, pensavamo che si tiro da lontanissimo, deviazione di Del Santo, riparte il Montecchio Precalcino, su bolla, su avanti perché il Montecchio attacca. Zanini, Lo Guercio, tiro di Lo Guercio, parata di Nardi. Allora stavamo dicendo, forse si studieranno, forse useranno un po' di tattica, ma evidentemente i due mister hanno detto si parte a tutta fin dall'inizio. Dobbiamo mettere pressione agli avversari, dobbiamo in qualche modo intimorirli, fare capire che ci siamo noi. Altro fallo di squadra, è stato un po' bloccato con la stecca Ciugela. Si lamenta infatti il Montebello, ma insomma siamo a livello, intanto siamo ai primissimi minuti di gioco, è trascorso 1:45, quindi, ma soprattutto il fallo professionale ci sta, l'esperienza dei giocatori di casa deve essere messa sul piatto della bilancia. E allora ancora il Montebello, Rossi in discesa, tiro, Català risponde non in maniera impeccabile, infatti la pallina rimbalza ancora davanti l'area, se ne impossessa due volte Rossi, un attimo di disattenzione da parte della difesa di casa, tiro di bolla, si immola Zanini, ha già preso una staffilata il minuto scorso, se ne rischiava un'altra. Pozzo per Lo Guercio, Pozzo per Lo Guercio ed è rete, 22:38, rete di Lo Guercio, incredibile, bellissima azione, talmente veloce, dobbiamo rivederla sicuramente al replay per gustarcela. Vedete, Pozzo scende sulla destra, tocco per Lo Guercio, un rimbalzo, due, infila la pallina sotto la traversa, nulla da fare per Nardi ed è rete di Pozzo, di Lo Guercio, passaggio di Pozzo, rete di Lo Guercio, 1-0 per il Montecchio Precalcino. Allora sono trascorsi 2 minuti e 30 secondi, sblocca la partita il Montecchio Precalcino. Avevamo detto una partenza folle da parte di entrambe le formazioni, ma evidentemente la squadra di casa vuol far capire cosa significhi giocare qui nel Palavacari, e infatti alla prima occasione propizia non ha fallito il numero 7 di casa, Matteo Lo Guercio. Attenzione Tudela, non gli danno la possibilità di tirare, un 3 contro 2, passaggio, Zanini, tiro, palla Nardi, incredibile, partenza della squadra di casa. Partita a tutta manetta, c'è solo un giocatore che sta un attimino dettando le mosse, è Stefano Del Santo in regia dal proprio interno pista. Adesso si porta in avanti, gli altri tre sono scatenati, Pozzo, Lo Guercio e Zanini, veramente impressionante il movimento, la forza, la pressione che hanno messo in questi primi minuti della partita. Proprio, non dico per intimorire, perché c'è esperienza anche da parte dell'Occhio Montebello. Adesso Tudela, Gabriel va al tiro, bomba, però ci mette la stecca Del Santo e fa andare la pallina molto alta. Riparte il Montecchio, Pozzo, autore dell'assist, Dal Santo non riesce a far filtrare il passaggio per Lo Guercio, altrimenti sarebbe stata molto dura per Nardi.
tiro di Pozzo, difesa del Montebello, bianco-rossa alla vostra sinistra che chiude. Rossi però non dirige bene la pallina, se la riconquista la squadra di casa ed è Stefano Dal Santo che chiama ancora all'arrembaggio la propria formazione. Pozzo adesso, Pozzo in avanti, riconquista palla Ernest Cinquini da Tudela, una bomba, ma c'è Adrià Català in porta. Sì, c'è proprio Adrià Català che se n'è uscito 1,5 metri fuori per bloccare tutti gli spazi. Ancora il Montebello in avanti, ancora Bolla e ancora Català. Deviazione e ripartenza. Deve stare un po' attenta la squadra di casa, soprattutto sulle ripartenze del Montebello, perché sono studiate veramente a tavolino. Il Oscar Oviedo non a caso un nome e un personaggio ha dato le direttive. Fallo di squadra adesso di Loguercio. Colpo gobbo di Rossi, non però in tempo di gioco, quindi ferma tutto il signor Fermi. Allora Bolla e Rossi alla movimentazione della pallina. Ciudela è molto indietro, va al tiro molto forzato questa volta, sempre su Zanini. Ormai ha i parafanghi davanti che sono sicuramente ammaccati. Ancora Loguercio che chiude su Bolla, Tudela al tiro, fuori di pochissimo, raso terra micidiale di Rossi, passaggio poi di Bolla, ma ferma tutto. Dal Santo riparte a tutta velocità ed imposta per la formazione di casa. Zanini prende un attimo fiato, ci pensa su il Montecchio, dà infatti all'indietro per Zanini questa volta, fa partire il tiro, c'è Rossi davanti, attenzione Bolla chiuso da Zanini, non impeccabile nel movimento. Time out, primo time out della gara chiamato dal Montebello e facciamo anche noi un minuto di pausa perché ce n'è bisogno. Partita, siamo appena al quinto minuto di gioco quando sono passati 5 minuti. Vantaggio per il Montecchio Precalcino, rete di Loguercio, però ritmi folli da entrambe le formazioni e quindi bisogna stare molto attenti e riprendere fiato. Non a caso è stato chiamato il primo time out. Molto calmo Oscar nel dare istruzioni ai propri ragazzi e c'è già qualche cambio. Vediamo Del Sale con il 45 e con il 97 Tamburidegui, Juan, quindi 2 cambi per il Montebello, uno solo per il Montecchio. È entrato Andrea Dalla Valle con il 73. Quindi subito a dare giro alla panchina, a far recuperare energie ai propri giocatori, anche se se ne sono andati solo i primi 5 minuti di gioco. Montebello che deve sicuramente darsi da fare. Tiro di Tudela, lo ferma quasi Rossi, forse non era in prospettiva proprio all'interno della porta. Sta di fatto che Adrià era piazzato. Adesso recupero di Loguercio, Dalla Valle, movimento nel proprio metapista del Montecchio Precalcino. Un Montebello che sta mettendo pressione, sta mettendo ritmo, sta mettendo forza per non lasciar muovere i giocatori del Montecchio Precalcino.
trovano spazio da lontano, ferma il 97 Tamburidegui con la stecca per far sì che il tiro non crei pericoli al portiere Nardi Michael. Rossi, tiro, Andrea Dalla Valle davanti, fa da sponda, butta la pallina fuori dalla pista addirittura. Abbiamo intravisto anche il mister di casa, stranamente tranquillo, non dico impassibile, ma si sta gustando il match. Attenzione, Tamburidegui, giro dietro porta, tira Català, ferma e smista fuori dall'area. Recupero del Montebello, attaccano in 4, Montebello, Tamburidegui ancora per Fidela, sbaglia di molto la mira della pallina. Pur cadendo riesce a rialzarsi, a liberare la propria metà pista e allora può ripartire il Montecchio Precalcino. Dal Santo per Andrea Dalla Valle, colpo di scena di Andrea Dalla Valle, un assist perfetto e un gol meraviglioso. Ferma la pallina, la alza e insacca dietro alla... Vediamo, Stefano Dal Santo, finta, passaggio, Andrea Dalla Valle, si alza la pallina, se la porta sulla destra ed insacca, molto ben eseguita, imbeccato Dalla Valle da un Stefano Dal Santo in giornata di grazia questa sera, niente da dire. E poi il 73 ha pensato lui a finire l'azione, fermando molto bene, alzando la pallina e insaccando dietro la porta di Michael Nardi. Altro bomba di Pozzo. Sì, siamo all'8° minuto di gioco, 2-0 per la squadra di casa, il Montecchio Precalcino, qui al Pala Vaccari. Partenza fulminea di entrambe le formazioni, ma il Montecchio sicuramente molto lucido in fase di realizzazione, cinico forse proprio cinico, è il caso di dire, cinico sportivamente, è chiaro. Adesso infatti tiene il possesso della pallina per far trascorrere il tempo, non c'è motivo di forzare, se capita l'occasione sì, ma altrimenti abbiamo tutto il tempo per tenere pallina. E infatti andiamo ai 45 secondi, riparte il Montebello con Tamburidegui, ferma lo Guercio, tocco per Dal Santo, vediamo adesso. Si ferma il forte giocatore ex Breganze dall'indietro, Pozzo, ma è chiara l'intenzione della formazione, se capita l'occasione si fa anche il tiro, come questo accompagnato da molto distante da parte di Dal Santo, mette comunque in difficoltà il portiere del Montebello, altrimenti teniamo pallina e arriviamo ai 45 secondi di possesso. Attenzione, Ernest Cinquini perde palla all'ultimo momento sull'intervento di Pozzo, che arriva come un fulmine, riesce a disturbarlo quel tanto che basta affinché non vada a conclusione. Per il resto c'è un Adrià Català presentissimo in porta, paziente, tranquillo, sicuro, sereno, che dà molta sicurezza alla propria formazione. Tiro ancora forzato di Dal Santo, recupera Pozzo, la pallina danza sul palo, dietro alle spalle di Nardi, non so se riusciamo, la rivediamo poi, forse, anzi quasi sicuramente non sembra entrata, comunque sia una grossissima
occasione da parte del Montecchio Precalcino. E ancora una volta un portiere del Montebello messo a dura prova. Non ha tempo per rifiatare il 17 del Montebello. Esattamente, Nardi Michael. E allora fa movimento, molto movimento il Montecchio. Siamo ai 5 secondi finali dei 45 di possesso. Va al tiro, Paranardi recupera il Montebello con Tamburidegui che dà a Ernest Cinquini. Un Montebello che deve sicuramente trovare quelle finalizzazioni che fino a questo momento vuoi la difesa, vuoi il portiere del Montecchio Precalcino hanno impedito alla formazione ospite di finalizzare. Cambio, esce Lo Guercio, rientra Zanini, il capitano. Adesso tocco di Dalla Valle per Zanini. Recupera Bolla, attenzione, va al tiro, Català piazzato, pronto, aspettava già la conclusione. Sembra che il portiere del Montecchio Precalcino sia avanti almeno di qualche secondo dell'azione, sembra che stia vivendo un continuo replay. Piazzato com'è, pronto alle conclusioni, se le aspetta addirittura. Adesso la partita si sta un attimino accendendo, sicuramente la parte fisica sta facendo, perde palla a Pozzo, Tamburidegui per Cinquini, Cinquini al tiro, parata di Català che si è buttato apposta per fermare il tiro del numero 19 del Montebello. Tuffo di Dalsato, si immola, si distende completamente per recuperare questa pallina. È veramente incredibile quello che sta facendo il numero 53 del Montecchio Precalcino, Stefano Dalsato. Un'esperienza mostruosa alle spalle, riesce appunto a metterci quella pezza necessaria per uscire da certe situazioni molto rischiose. Adesso Del Sale che tira sui palastinchi di Dalsato, uguale Dalsato su Tamburidegui. Pallina che esce dalla pista. Si è andato già il primo quarto di gara, già messo alle spalle. Rientra Tudela per il Montebello, Bolla, Del Sale, Tamburidegui. Per il Montebello tiro di Tudela, Català ha messo entrambi i gambali a protezione di tutto lo spazio possibile. È entrato anche Tognazzo con il 23 per il Montecchio Precalcino. Tudela, tiro, bomba di Tudela. Si ferma sulla rete dietro la porta di Adria Català, quindi non inquadra il perimetro della porta, non lo sta inquadrando. Il Montebello deve sicuramente registrare qualcosa in fase di attacco, di finalizzazione, cosa invece che è riuscita alla perfezione almeno in 2 occasioni al Montecchio Precalcino. Attenzione adesso in avanti, Tamburidegui per Del Sale. Del Sale fa partire un passaggio. Esatto, ferma l'azione Matteo Fermi, dà il fallo di squadra al Montebello. Siamo 3-4 nel conteggio dei falli, 3 per il Montebello, 4 per il Montecchio Precalcino. Bolla in avanti, non riesce a trattenere la pallina nell'impeto del gioco, anche Zanini. Recuperano in 2, si ostacolano.
E allora Tudela per Tambo Ridegui, nulla da fare, c'è Zanini del Montecchio Precalcino, fase abbastanza confusa adesso della gara. Tambo tira all'indietro per Bolla e dà a Tudela, Tudela appoggia su Del Sale, grosso movimento da parte del Montebello in questa fase di gioco. 9:30 alla fine del primo tempo. Bolla, tiro piazzato Català, respinge ancora Tudela, frena Tognazzo, recupera palla, la dà dalla Valle, imposta per il Montecchio Precalcino. È buona l'entrata in gioco del numero 23 biancoverde, molto buona, non è per niente facile in una gara così intensa come fino a questo momento, un primo tempo scoppiettante, scintillante direi. Adesso Tambo si allunga la pallina e c'è il time out, questa volta di Mister Ginestar. Il signor Martin sta dando degli spunti in maniera impeccabile ai propri atleti. È chiaro che fino a questo momento hanno fatto una partita perfetta, ma gli spunti per risolvere alcune situazioni che evidentemente non sono più riusciti a creare. Molto più acceso il time out del Oscar Oviedo. E ce ne vuole anche agitazione da parte del mister del Montebello, che deve dare una scossa ai propri giocatori, farli capire che bisogna realizzare. Allora, intanto abbiamo visto che con il 57 è entrato anche Geoffrey Alessandro. Nessun cambio per il Montecchio Precalcino. Allora, riparte Dal Santo, non trova lo spazio per sganciare la bomba, quindi ripiega all'indietro. Tognazzo, Bolla recupera, Bolla, tutto lo spazio possibile, ma Català viene fuori di circa 2 metri per frenare, per opporsi alla fortissima conclusione. Tiro potente del numero 7 biancorosso, ben indirizzato. Català esce e crea una palizzata, per così dire, insormontabile, e non dà speranze al giocatore del Montebello. Adesso alla fine recupera il Montebello con Tudela, tocca per Geoffrey all'indietro, Rossi, poi c'è Tudela, anche se attaccato dalla Valle, riesce a finire l'azione, tiro di Rossi, Tudela tentava la deviazione ma blocca tutto il Montecchio Precalcino. Recupera Bolla, riparte a 7:20 dal termine di questo primo tempo. Tudela alza il guantone, Català non si fa superare e ancora una volta ferma la conclusione del numero 58 biancorosso, che ne sta provando tutte per cercare di perforare la rete del Montecchio Precalcino. Movimento estremo, molto tiro di Bolla, deviazione, la pallina si impenna, va sopra la traversa, non interviene Català, frena adesso Zanini, fa respirare i suoi, giustamente.
c'è anche Lo Guercio che è rientrato. Fallo di squadra dato a Rossi, un po' troppo impeto effettivamente. Scambio di cortesie fra i giocatori, invece di avvicinarsi la pallina se le allontanano, in fin dei conti siamo tutti bambini. Ecco, riparte il Montecchio Precalcino. Se non c'è un certo divertimento anche nelle partite, non c'è sport, questo c'è poco da dire. Frena Nardi Michael, il passaggio di Lo Guercio stava andando sulla stecca di Dal Santo, che sappiamo molto calda, molto precisa a scaricare in rete, e invece ci ha messo la stecca Nardi. Tudela adesso recupera su Zanini, viene chiuso da due giocatori, riparte il Montecchio Precalcino. Dal Santo per Toniazzo, Toniazzo si immola Rossi per bloccare il passaggio diretto allo Guercio. Proprio si è steso a terra, incredibile, stiamo vedendo delle cose impossibili quasi. Tanto per chiudere tutti i varchi. E allora riparte il Montecchio Precalcino. Lo Guercio, no, qua terra. Fallo di squadra, attenzione, siamo a 5 per il Montecchio, 4 per il Montebello. Esce bolla il capitano del Montebello, entra Caconga Ernest Cinquini col numero 19 biancorosso. Vediamo, scende e va al tiro, fuori di poco. C'era piazzato Català ma non interviene. E allora Lo Guercio per Dal Santo, fa movimento sulla linea mediana, poi dà a Lo Guercio alza la pallina, Nardi riesce a chiudere, a sventare l'occasione. Adesso Tudela attaccato da Dal Santo, e commette fallo, si stende, forse è caduto sopra la pallina, si è fatto male, niente da dire. Allora, palla in attacco a Montebello. Il 44 biancorosso sulla pallina. Aspetta che siano posizionati alla distanza giusta Rossi, poi muove palla. Andiamo sulla metà pista, Cinquini scende sulla fascia sinistra, girata di Rossi, tiro alto, quindi ripartenza per il Montecchio Precalcino. 4:12 alla fine del primo tempo. Chiamano la distanza, chiaramente dalla linea al fine pista non sono i 3 metri, quindi fa muovere Tudela, che sarà piazzato in una posizione molto pericolosa. Dal Santo per Toniazzo, attaccato da Tamburitegui che voleva rubargli pallina, ci è mancato pochissimo. Adesso è un districarsi
fra i movimenti. Tamburi d'Egui, tocca per Tudela, Tudela chiuso riesce a portarsi la pallina in avanti, non riesce a concludere, molto forzata l'azione. Continua però il Montebello, insiste, non vuole dare un attimo di tregua, convinto come possa essere di riuscire in qualche modo a forzare la porta del Montecchio Precalcino. Tamburi d'Egui per Tudela. Tudela tenta il colpo a fil di palo, ci mette il pattino Català e blocca l'iniziativa. Adesso Pozzo tentava di servire Lo Guercio, un passaggio quasi impossibile fra i pattini e le rotelle dell'avversario. Non c'è spazio. Cinquini per Tamburi d'Egui. La pallina arriva a Català che comunque respinge anche senza che ci fosse un tiro vero e proprio. Lo Guercio si porta a spasso Cinquini che non gli dà tregua, dall'indietro per Pozzo, temporeggia il Montecchio Precalcino. Non si capiscono dalla velocità, dall'intensità, non si capiscono i due attaccanti. Tiro di Tudela, para in qualche modo Català, proprio un colpo di istinto perché non è riuscito a vedere la partenza della pallina, ha pensato che gli arrivasse addosso e infatti gli è arrivata addosso e si è buttato in avanti per tenere il sfera fuori dalla linea verde della propria porta. Adesso Tudela e Tamburi d'Egui sicuramente i più imperterriti nel portare i pericoli verso Adria Català. Del Sale, entrato da poco, dall'indietro a Ernest. Ernest prende spazio, dall'indietro, attenzione, 1,50 di gioco. Ora Ernest. Va il tiro, parata di Català, ribattuta di Tudela, la pallina non inquadra la porta per la fortuna del Montecchio Precalcino, perché veramente questa volta forse aveva preso nel tempo anche il portierissimo Català. Allora ancora Dal Santo scatta in avanti, poi si ferma, fa rifiatare i suoi dai tempi dell'azione. Veramente fallo di squadra numero 7 del Montecchio e time out chiamato da Oscar Oviedo. Intanto vediamo, cerchiamo di recuperare quel replay, il tiro dell'azione, la pallina questi sono le due reti. Questa forse è quella di Pozzo, sì, che è andato a toccare il palo, ha girato dietro la schiena di Nardi e però non è entrata. OK. Ultimo minuto, 1:08 al termine prima del fischio di fine primo tempo. 2-0 il risultato a favore del Montecchio Precalcino. Adesso il Montebello, vediamo cosa si inventa, visto che ha chiamato il time out proprio all'ultimo minuto Oscar Oviedo. Evidentemente ha qualche schema che continua anche a chiamarne il numero. Vediamo, Tamburi d'Egui scende, tiro, chiude la difesa del Montecchio Precalcino.
Ancora Tambo in avanti, c'è tempo per terminare l'azione, ci sono 28 secondi. È piazzato molto bene la difesa fisica, lo Guercio non è facile da superare, tiro di Cinquini, parata di Català in 2 contro 1 dalla valle, si dimentica la pallina proprio all'ultimo. Dal Santo tenta di concludere ma non ci riesce. Da un fallo di squadra. Ricordiamo che i blocchi devono essere in piedi. È chiaro che Da Santo stava andando all'indietro, però la persona, l'avversario piegato crea un danno notevole. Deve stare in piedi, deve stare dritto in piedi il blocco. 12 secondi, Matteo Lo Guercio dietro la porta di Nardi a creare l'ultimo pericolo, passa all'indietro, Pozzo va al tiro, un raso terra, parata di Nardi, suona la sirena e termina qui il primo tempo sul fischio del signor Fermi. Primo tempo a appannaggio del Montecchio Precaccino, grazie alle reti di Lo Guercio e Dalla Valle. Grazie dell'ascolto fino a questo momento, vi diamo appuntamento a dopo l'intervallo. Grazie intanto, grazie a tutti voi. Fermi, eccolo, parte il avanti perché il Montecchio attacca, Zalini, Lo Guercio, tiro di Lo Guercio per lo scorso, se ne rischiava un'altra, Pozzo per Lo Guercio, acquista palla Ernest Cinquini da Tudela, una bomba, ma c'è Adriaca, ancora il Montebello in avanti, ancora Bolla e ancora Català, Tudela al tiro, fuori di pochissimo, raso terra micidiale di Rossi. Può ripartire il Montecchio Precaccino, Dal Santo per Andrea Dalla Valle. Tiro ancora forzato di Dal Santo, recupera Pozzo, la pallina. Perde palla Pozzo, tamburi d'Egui per Cinquini al tiro, parata di Cove del Montebello, tuffo di Egui. Per il Montebello, tiro di Tudela, Bolla recupera, Bolla, tutto lo spazio possibile, parte a 7:20 dal termine di questo primo tempo, Tudela sulla linea mediana, poi dà a Lo Guercio alza la pallina, non si capiscono i due attaccanti, tiro di Tudela, va al tiro, parata di Català, 2 contro 1 Dalla Valle, si dimentica la
avanti perché il Montecchio attacca, Salini, Lo Guercio, tiro di Lo Guercio, parata di minuto scorso se ne riscava un'altra. Pozzo per Lo Guercio, Pozzo per Lo Guercio e per rete 22:38. Questa palla RSC Quini da tutela, una bomba, ma c'è Adrià Català in porta. Eccoci pronti per la ripresa, 25 minuti di intensità che andranno in scena qui al Palavacari di Montecchio Precalcino, canale Skate Italia, che distribuisce la partita che è già ripresa, muove la palla il Montecchio Precalcino. Abbiamo già visto schierati allora il quintetto, sempre Adrià Català in porta, poi abbiamo dal Santo Lo Guercio, Pozzo e Crovadore che entra in pista per la prima volta in questi secondi 25 minuti. Il Montebello invece con sempre Nardi in porta, poi Del Sale, Cinquini, Tamburideghi e Bolla devono sicuramente lavorare sulla finalizzazione delle azioni, perché come volume di gioco, come intensità ce l'hanno messa almeno alla pari di quella del Montecchio Precalcino.
ci aveva colto quasi alla sprovvista Matteo Loguercio, ma il tiro che si ferma sull'esterno della rete. E allora bolla in avanti, imbeccato da Ernest Cinquini. Adesso non si capisce con Del Sale, recupera Del Santo, già in avanti il Montecchio Precalcino, non c'è un attimo di tregua, passaggio a Crovadore e si esce questa volta di 2 metri secchi Nardi Michael per frenare l'impeto del numero 6 bianco-verde, altrimenti il vantaggio sarebbe stato troppo distante, la differenza reti fra le due formazioni. E quindi chiude molto bene il 17 portiere del Montebello. Adesso Del Santo che tira addosso a Cinquini, forza un attimo la conclusione, se ne avvantaggia il Montebello. Tamburi Degui, tiro raso terra, questa volta un attimo preso alla sprovvista Adrian Català, per fortuna della squadra di casa la conclusione esce anche se di pochissimo. Ancora Nardi, preciso, perfetto a fermare Matteo Loguercio. E adesso bolla, si perde la pallina che gli aveva indirizzato Del Sale. Loguercio rallenta un attimo, dà all'indietro a Pozzo, poi Del Santo a far ragionare i suoi. Sì, non devono buttarsi all'arrembaggio, hanno 2 reti di vantaggio e niente, certamente ne siamo convinti, però per rifiatare, per smorzare il ritmo che sta imponendo il Montebello, bolla, conclusione, ferma Pozzo, riagguanta Loguercio, passaggio di Loguercio per Trovadore. Non sappiamo se ha fatto apposta, ha fatto danzare la pallina sulla stecca e ha preso praticamente in contropiede Nardi, quasi al terzo minuto di gioco, e riesce a superare ancora una volta il Montebello. Adesso occasione di Tamburi Degui che non riesce a cogliere la pallina al volo che gli aveva passato Cinquini. È un 3-0 micidiale del Montecchio Precalcino, soprattutto per le velleità del Montebello, che era partito con un impeto impressionante in questa seconda parte di gara e che sta imponendo lo stesso impeto. Adesso il signor Fermi, lasciami, dà un giallo a Matteo Loguercio perché si è messo a protestare. Dammi il tempo di fischiare. Riflessi. Sì, effettivamente è tutta la partita che arbitra in questo modo. Fallo di squadra, sì. Warning 7. Molto bene. Fallo di squadra agli ospiti, quindi va a 6. I locali sono a 7. E giallo per Matteo Loguercio per proteste. Del Santo. Adesso si piazza molto largo il Montecchio Precalcino. Riesce a chiudere Del Sale, ma la pallina va ancora su Del Santo. Non fischia Fermi, continua l'azione il Montebello, tiro di Cinquini. Prima era riuscito a svetare Català l'occasione del Montebello. Questi scontri fisici non si sa mai se vengono fischiati o no. Tiro di Crovadore, non lo vede Nardi, non lo vede, si insacca a fil di palo sul montante destro
non lo vede, sono trascorsi 4:32, quindi 29:32 della partita. Trovadore porta a 4 con una rasoiata micidiale, non l'ha vista Nardi, c'è poco da fare, aveva almeno 3 giocatori davanti, sta di fatto che va a insaccarsi, adesso ci sarà uno scatto di impeto da parte dei biancorossi, infatti è rientrato Tudela che si è portato in avanti come un pazzo. Rossi dietro, tiro dietro, sotto le gambe, molto più tranquillo il Montecchio Precalcino, c'ha il risultato dalla sua, senza dubbio. Il Montebello effettivamente sfortunato in questa conclusione, ben indirizzato, bel tiro, niente da dire da parte di Thomas Trovadore, perfetto, teso a fil di palo, però non l'ha visto Nardi, quindi non è potuto intervenire. Tudela, raso terra, nulla di fatto. E allora riparte il Montecchio Precalcino. Stefano Dal Santo prende spazio, si ferma, ragiona, attenzione, passaggio di ritorno molto debole di Trovadore, poteva intervenire, far intervenire un avversario del Montebello che non ha sfruttato l'occasione. Adesso riparte Tudela per Del Sale, molto avanti la pallina, chiude Dal Santo, prende spazio da a Pozzo chiuso da Del Sale, recupera lo Guercio, fase molto confusa, scambi di cortesie fra i giocatori. Trovadore sbaglia l'appoggio all'indietro e quindi è il Montebello che ne può approfittare. Adesso Rossi va alla conclusione violenta, violentissima, in un certo qual modo Català riesce a respingere anche quella di Tudela, tocca quel tanto che basta per neutralizzare uno scambio di frasi fra sì, effettivamente ci sta che si faccia capire dai giocatori, però adesso il Montecchio è sotto sicuramente l'impeto del Montebello che come un vulcano in pre-accensione sta cercando di fare esplodere la fiammata. Montecchio invece forse tenta, adesso alza Dal Santo, la pallina non ha difficoltà Nardi a respingerla. Forse sta puntando un po' sul nervosismo, innervosire i giocatori di casa e il Montebello per sfruttare quindi le occasioni che si potrebbero creare in un contesto simile. Trovadore per fallo, rigore, ma se non ho visto male ha chiamato il rigore. Mi sembrava che vediamo magari il replay per valutare meglio. Sembrava che non fosse riuscito a fermarsi lo Guercio, ma è un po' difficile da interpretare, molto difficile da interpretare. È andato addosso al portiere Nardi che era uscito non di molto dalla propria lunetta. Comunque
32, al 32esimo. Al 32esimo rigore per il Montecchio Precalcino. 32esimo e 48, rigore per il Montecchio Precalcino. Se ne incarica Zanini, il numero 8, il capitano del Montecchio. Vediamo se andrà al tiro secco o se muoverà pallina, staremo a vedere. Tanto aspettiamo il fischio del signor Fermi. Eccolo, muove palla e insacca, riesce a fare passare la sfera sotto l'attrezzatura di Nardi, un po' anche fortunosamente perché era uscito per rubargli il tempo. Muove la pallina, era riuscito ma aveva il gambale quel tanto che basta per far passare la partita, la pallina sotto, e quindi anche Zanini si iscrive al ruolino dei marcatori. Adesso un Tudela scatenato, para Català al 39esimo e 48, come abbiamo detto. Porta a 5 i gol del Montecchio Precalcino. Dobbiamo dire sicuramente molto cinico in fase realizzativa il Montecchio Precalcino. Lucido, tiro di Tamori d'Egui, ancora un immenso Adrià Català. C'è poco da fare, una differenza mostruosa, ancora il guantone a dissipare la difficoltà. Adesso il passaggio all'indietro viene raccolto prima dal Montecchio Precalcino, che recupera palla, entra anche Dalla Valle. È stratosferica la prestazione della squadra di casa, soprattutto in fase di realizzazione. Non ha sbagliato niente. Adesso Tudela si ferma, Dal Santo lo sposta, Pozzo che sposta la porta di Català che era quasi uscito dall'area. Abbiamo viste di tutte in questa azione. Fischia il signor Fermi per fermare tutto. Esce Pozzo, entra Tognazzo. Palla in difesa al Montecchio, se non sbaglio. Entra bolla anche per il Montebello. Zanini per Dalla Valle, ancora Zanini. È molto movimento del Montecchio Precalcino per non incorrere nella pressione difensiva dei biancorossi del Montebello, e anche per tenere palla quel tanto che basta per arrivare ai 45 secondi. Non riesce a tirare, recupera Rossi per il Montebello, già in avanti Rossi, tiro appena sopra la traversa. Adesso Tognazzo tentava di servire Dalla Valle che non prende la pallina al momento giusto. Allora Rossi, non si avvede che c'è Zanini, scivola non interviene Fermi, c'è uno scontro fra i due, alla fine perde palla, si scambiano i saluti, i reciproci indirizzi di casa, casomai si troveranno fuori dalla pista. E allora è Dalla Valle che imposta per il Montecchio Precalcino. Adesso dà il fallo a Tognazzo che si è scontrato con il 44 biancorosso. Attenzione, torretta rossa che si accende dalla parte del Montecchio Precalcino. 9 sono i falli. Quindi deve porre estrema attenzione perché può dare la possibilità al Montebello di andare a conclusione.
Tognazzo chiude su Bolla, recupera anche la pallina, tocco per Zanini, scusate, fallo di squadra del Cinquini che in maniera irregolare non consente a Zanini di andare verso la porta. Se non sbaglio 8 sono i falli del Montebello, lo vediamo. Allora riparte ancora i biancorossi con Cinquini chiuso dalla Valle, ancora Cinquini dietro porta, non riesce a girarsi, deve per forza dare all'indietro per Tudela. Adesso tiro di Rossi, batte sul casco di Català, questa volta c'è il casco in più, il casco di Català, non l'aveva vista la pallina ma è riuscito con il casco a deviarla fuori dalla porta, quindi onore al merito, niente a dire, anche la posizione dell'esperto portiere Català ha fatto sì che non entrasse la pallina scagliata da Rossi veramente con precisione questa volta. Intanto se ne sta andando quasi il terzo quarto di gioco, altro minuto, poco più, e poi saremo al quarto finale. Il Montebello insiste in tutti i modi, tiro di Cinquini, ribatte Zanini, allora ci pensa Tudela a prendere spazio, fa partire il tiro, tocco sul soffitto, ingaggio da centropista. Alla meglio il Montebello, Rossi non agguanta la pallina nella mezza girata che aveva fatto. Ancora tocco sul tetto del palazzetto, quindi ingaggio a centropista. Vediamo chi avrà la meglio questa volta, prima è andata al Montecchio Precalcino ed è ancora Montecchio Precalcino, no, tocco di spalla del giocatore, sappiamo che non si può più fare, tiro di Tudela, montante esterno clamorosamente colpito, questa volta forse c'era lo spazio per entrare, tocca il palo esterno, è sfortunato questa volta, è il 58 biancorosso. Cinquini chiuso, ancora Tudela, non aggancia pallina, recupera palla in maniera irregolare, attenzione, se non sbaglio c'è un time out chiamato da mister Oviedo, però si è accesa anche la torretta dalla parte del Montebello, infatti i falli di squadra sono 9-9. Allora riprende il gioco, riprende il fischio del signor Fermi, dalla Valle per Dal Santo.
Del Santo in avanti, chiuso da Tamburidegui, dall'indietro non ce la fa in tempo utile Zanini a uscire dai 5 secondi di antigioco, quindi palla al Montebello in avanti, in attacco. Tudela Del Sale, bolla, recupera Zanini, si scaglia in avanti Zanini fa il tiro anche sul tuffo, chiude Nardi, riparte il Montebello, ma non trova quella finalizzazione che serve, quel passaggio, quell'ultimo passaggio per tentare di mettere in difficoltà il portiere. Ancora in avanti caparbiamente il Montebello, ostinatamente. Le sta provando tutte, tiro di Del Sale, chiude Dalla Valle, tocco per Dal Santo va al tiro, non ci pensa due volte, stende al suolo Tamburidegui. E allora ci pensa Tudela a far ripartire l'azione. Come ho detto, siamo 9-9 il conteggio di falli, quindi il prossimo sarà non fischia, fermi. Il colpo di Loguercio su Tudela, vediamo se darà pulizia. Non dà neanche il simulazione, quindi non sappiamo cos'è stato. Palla al Montecchio Precaccino. Tocco del portiere Català per Dal Santo, chiuso il Montebello, chiuso il Montecchio Precaccino da un Montebello che fa pressione altissima. Tiro di bolla da lontano, ferma Dalla Valle, riparte Dal Santo, finta di tiro. Passaggio a Tognazzo, ancora Dal Santo, passaggio a Loguercio, ferma Nardi, interrompe l'azione fra i due giocatori, poteva essere molto pericolosa. Adesso Dal Santo ancora per Loguercio, un po' troppo all'indietro, non riesce a vedere pallina il giocatore. E allora è ancora Montecchio Precaccino in avanti con Dalla Valle, interviene Geoffrey, cadendo frena il giocatore Tognazzo per Loguercio, la pallina in ribattuta con Del Sale, perviene a Nardi che comunque riesce a rinviare. Scontro fra Geoffrey e Loguercio ed è 10° fallo fischiato al fallo di squadra, fischiato al Montecchio Precaccino, quindi ci sarà il tiro diretto affidato a Tudela, 58 bianco-rosso, piazzato sul dischetto. Muove palla, va al tiro, para Català, ma veramente senza forzare niente, senza spostare la pallina, se la porta in avanti e va a conclusione, ma tira addosso al portiere in maniera proprio subitanea, veramente ok.
Andiamo avanti, ancora recupero di Tudela per Del Sale, Tamburideghi, ferma Tognazzo, la conclusione. E in certo qual modo riesce a districarsi il Montecchio Precalcino. È pesante la pressione che sta facendo il Montebello, può mandare fuori giri i giocatori avversari. Attualmente dalla valle cadono tutti, blocca l'azione, fallo di squadra del Montecchio Precalcino. Fallo di squadra dato al Montecchio Precalcino. Attenzione alle proteste, attenzione al comportamento, perché inveire contro l'arbitro potrebbe essere pericoloso. Abbiamo visto un capitombolo a 3 che ha liberato Dalla Valle, poteva andare a conclusione, visto che non ha fischiato niente il signor Fermi, ha fermato comunque l'azione favorendo il Montebello. Rossi cade sull'intervento di Tiella, che è entrato in questo momento in pista anche lui per dare energie fresche alla squadra di casa. Tiella cade, recupera Lo Guercio e recupera Rossi per Cinquini, tocco di Cinquini al volo, nulla di fatto. E allora il Montecchio in avanti a girare pallina a tutta velocità. Lo Guercio va al tiro di pochissimo sopra la traversa, tiro molto forzato, tirato a tutta potenza per mandare una bomba all'indirizzo di Nardi Michael. Già capovolgimento di fronte, già il Montebello in avanti con Cinquini che va a tirare, para Català, ma non si blocca l'azione. Già in avanti, ci sono 24 secondi, tiro raso terra di Rossi, deviazione, colpo improvviso di Rossi ed è 10° fallo anche per il Montebello. È chiaro che con questo ritmo, con questa intensità può capitare di mancare un attimo di lucidità. È normale, normalissimo. Il pubblico si inveisce un attimino, ma è normale che possano capitare e non è una cosa voluta. Intanto è Dal Santo che si incarica dell'esecuzione. Muove palle Dal Santo, alza, si staglia sul palo, sulla ribattuta, Dal Santo in sacca. Rete, ancora rete per il Montebello. Sono 6, quando mancano 7 minuti e 08 al termine dell'incontro. Ancora rete, muove palla Dal Santo, lo vediamo, alza la pallina, si staglia sul palo, nella ribattuta fa secco, per così dire, Nardi. Non me ne vogliano quelli del Montebello, ma la velocità, la subitaneità dell'esecuzione del 53 non lascia spazio al Montebello. Adesso Català ferma l'azione, fa ripartire i suoi, perdono però pallina e saranno 6 minuti di fuoco, perché il Montebello non ci sta, tiro da lontanissimo, colpisce Dal Santo. Sempre sulla stessa mano dove è stato colpito di recente, quindi è tanto per ribadire che il colpo fa male, sia la prima che la seconda volta. Adesso Tiella retiene la pallina, spinta di pressione da parte del Montebello veramente all'estremo
esponenziale. Del Santo per Lo Guercio, siamo dietro la porta di Nardi, alza la pallina Dal Santo, in 3 lo frenano, in 3 del Montebello per rubargli, pellargli la sfera e far partire l'azione biancorossa del Montebello che vuole sbloccarsi. Non può essere che termini a 0, questa io penso di interpretare la volontà dei giocatori del presidente Iselle. E allora Geoffrey per Rossi, non prende palla, Dalla Valle si staglia addosso al giocatore, ma da una punizione di prima, forse un blocco irregolare. Effettivamente Geoffrey è rimasto fermo sulla propria posizione, si è girato e con la gamba ha fatto cadere al suolo il giocatore, quindi corretta, diciamo, l'interpretazione da parte del signor Fermi, che si sta avvicinando a Oscar Oviedo, gli commina un giallo, forse per proteste. Bisogna dire che effettivamente solo grazie al replay abbiamo potuto valutare anche noi l'azione scorretta del 57 Geoffrey, che perdendo l'equilibrio ha fatto incespicare l'attaccante del Montecchio Braccacino. Muove ancora Dal Santo e ancora rete, muove ancora Dal Santo e ancora rete, e siamo a 5:20 alla fine della partita. Rete di Dal Santo, micidiale nelle esecuzioni, il Montecchio Precalcino, micidiale. Adesso scambi di cortesie. C'è stato un fallaccio, per così dire, non so se possiamo vedere. No, vediamo, perché ci sono 2 che stanno andando sulla pallina, ma il fallo avviene girando da una steccata, cadendo e girando da una steccata, non si riesce a capire se volontaria o no. Vediamo le decisioni del signor Fermi. Se ho capito bene, ha dato il warning al 57, cioè Dalla Valle del Montecchio Precalcino. Ha dato un warning, se ne è dovuto anche uscire perché ha accusato il colpo. È entrato Pozzo, mi sembra, al suo posto. Tocca palla a Pozzo per Dal Santo chiuso da Tamboridegui. Pozzo per Tiella, ancora Pozzo. È chiuso da 2 giocatori, riesce a servire Dal Santo. Pozzo per Lo Guercio agguanta palla, gliela ruba Tamboridegui e Cinquini, ancora Tambo per Cinquini che era già un po' sfilato in avanti. Rilancia Dal Santo uscendo dall'abbraccio pericoloso di Cinquini. Adesso c'è scontri frontali tra i giocatori, si parano dinanzi e non concedono spazio. Bolla al tiro, deviazione di Dal Santo. Ultimi 4 minuti di gioco intensissimo.
intensissimo portato al massimo da il Montebello. Tamboridegui dietro porta, girata in avanti, non ce la fa a rigirarsi, altro rasoterra di Rossi, para Català, sdraiato a Caimano davanti alla porta. E allora Pozzo si allunga la pallina, scontro con Rossi, riesce a recuperarla, serve lo Guercio. I contatti fisici ormai non si contano, è un continuo. Lo Guercio per Tiella in avanti, passaggio per Pozzo, effettivamente non era per niente male, era arrivato proprio in prossimità della stecca per tirare. Cannonata di Bolla chiusa da Lo Guercio, ancora Bolla davanti alla porta di Català, però ferma tutto fermi, sta giocando fuori area Adrià Català. Intanto cambio fra le fila del Montebello, esce Cinquini, entra Del Sale, ultimi 3 minuti e 13 di questa partita, di questo incontro intensissimo. Tudela, è entrato anche lui, Tudela non passa l'assist che voleva dare al proprio compagno, ancora Tudela, si libera, il tiro viene deviato da Dal Santo, e recupera pallina, affida a Pozzo per Lo Guercio che con la deviazione del giocatore Rossi stava per andare a rete, riesce a servire Dal Santo e allora è il Montebello che si scarica in avanti. Tudela per Bolla, Del Sale si libera di 2 giocatori da Tudela, tiro molto bello a botta sicura, sfiora il montante destro della porta di Català. Va a muovere palla proprio il portiere, tocca per Dal Santo serve Tiella chiuso da Tudela, passaggio a Bolla che va al tiro, Català ferma anche questo, ancora Bolla, questa volta gli ruba palla Pozzo, scarica in avanti, Tudela prende al volo, c'hanno le racchette, queste stecche, quando i giocatori riescono con la intensità del gioco a fermare al volo le palline. Ancora Dal Santo in possesso, scambia con Lo Guercio, ultime fasi di gioco, siamo all'ultimo minuto, Tiella in avanti, Tiella che tiene pallina nonostante tutto, scarica all'indietro per Pozzo che butta la pallina in avanti addosso a Nardi che ribatte, e allora Montebello in avanti, Rossi alza la palla, nulla di fatto, troppo alta, deve ripartire per questi ultimi 65 secondi, deve ripartire il Montecchio Precalcino. Allora pericolo dietro la porta di Català che non è neanche seduto, scambio Tiella prende la pallina fuori dall'area, presa da Nardi, Michael. E allora, ultime fasi dell'incontro, Tiella che dà all'indietro, 45 secondi, Dal Santo a tu per tu con Bolla, tiene la pallina, ci sono ancora 30 secondi di tempo per
mantenere il possesso, capitola adesso il Montecchio Precaccino, la recupera con Lo Guercio all'indietro per Dal Santo, alza la pallina, questa volta non si fa superare il portiere del Montebello. È intenso sicuramente l'incontro, colpi a ripetizione fra i giocatori. Allora, ultimi 22 secondi, Montebello in avanti, Tudela, tocco per Geoffrey, chiude Català, rilancia il Montecchio Precalcino, Lo Guercio non dà spazio a Del Sale. E allora tiro finale di Tudela che va fuori dalla porta e nulla di fatto, inviolata la rete della squadra di casa, 7 reti a loro favore e quindi supera l'esame Montebello il Montecchio Precalcino con una imperiosa partita con 7 reti che decretano una supremazia, soprattutto nella ripresa, nel secondo tempo. Tentativi del Montebello, tanto entusiasmo, tanta pressione non hanno sortito effetto e quindi si chiude qui l'incontro a favore della squadra di casa. Noi sui saluti dei giocatori in campo vi diamo appuntamento ai prossimi incontri qui casalinghi dal Palavacari. Un saluto da tutto lo staff capitanato da Davide Meneghello e un arrivederci, buona domenica a tutti voi. Grazie del vostro ascolto qui su Skate Italia e arrivederci a presto. Ciao, grazie, buona domenica.